il Carnevale di Venezia. Se ne hanno ricordi fin dal 1094, sotto il dogado di Vitale Falier. Nel 1296 il Senato della Repubblica fece diventare il Carnevale una festa riconosciuta. Ci fu un tempo dove a Venezia il Carnevale iniziava la prima domenica di ottobre e terminava i giorni prima della Quaresima. La maschera prometteva una breve fuga dalle angosce del quotidiano. La maschera non nascondeva, rivelava chi si era veramente. Tutti si mascheravano: magistrati e inquisitori, preti, giocatori d'azzardo, persone comuni o principi, e lo stesso doge, liberi da ogni etichetta, e in quei momenti tutti uguali. Mischiato nella folla, sicuro da ogni insulto o offesa, la persona mascherata era tutelata dalla legge. La maschera più richiesta era senza dubbio la bauta. Aveva una particolare conformazione che alterava la voce, ma permetteva di bere e mangiare mantenendo l'anonimato. Era molto usata anche dalle donne insieme alla moretta, maschera di velluto nero che si indossava tenendola con la bocca grazie ad un piccolo perno. E infine quella del medico della peste. Nella Venezia del Medioevo, i medici che visitavano i malati di peste erano soliti indossare una maschera nel cui naso, simile a un becco ricurvo, venivano poste delle spezie, offrivano una difesa, seppur debole, dal contagio. Dopo la caduta della Repubblica, il Carnevale pian piano scomparve e con questo ovviamente anche le maschere. Soltanto alla fine degli anni 70 si iniziò a far rivivere l'ormai odierno famoso Carnevale, festa ormai lontana dal suo glorioso passato, non più specchio della cultura e della società veneziana, ma una festa cosmopolita, una mera attrazione turistica, anche se molto coinvolgente.